Onorevole, lei oggi ha ritenuto qui di incontrare e chiamare a raccolta i sindaci, gli amministratori della nostra provincia. Ecco, c'è un problema di fondo, il problema della Lega. Lei come Movimento dell'Autonomia ha lanciato una forte denuncia: se passa questa linea politica della Lega che toglie il fondo di perequazione alla Sicilia, la Sicilia sarà costretta in braga di tela a non garantire più risorse per la sanità, per l'istruzione. Ecco, questo è un grido d'allarme fortissimo che lei oggi ha lanciato. Sì, l'ho fatto perché sento il dovere di spiegare ai siciliani nel silenzio della stampa nazionale e ahimè anche non c'è grande risalto nella stampa regionale che qualora si proceda in questo senso, e cioè il governo nazionale dovesse adottare un'attività legislativa in questo senso, il nocumento nei confronti della Sicilia immediato sarebbe almeno di 5 miliardi di riduzione dei trasferimenti. 5 miliardi significa meno sanità, meno istruzione, come diceva lei, vuol dire disordine, vuol dire allarme sociale e vuol dire una condizione obiettiva di inferiorità per chi vive in Sicilia o vive nel meridione nei confronti del resto del nord Italia. Credo che sia una cosa ingiusta, non ci sono cittadini serie A e di serie B, l'Italia è una sola, non va spezzata e va contestato assolutamente il ministro Salvini. Credo che il Movimento 5 Stelle ha una grande responsabilità, ha ottenuto più del 50% dei voti nel meridione in Sicilia, non può accontentare la Sicilia soltanto con il reddito di minoranza, di cittadinanza, deve dotarsi di strumenti diciamo, tecnici che consentono alla Sicilia uno sviluppo e deve soprattutto fermare l'ipotesi di autonomia finanziaria delle 3 regioni del nord di cui Lei ha invitato anche i sindaci a movimentarsi, a fare qualcosa, parlare con il prefetto, insomma a fare una denuncia di quello che può essere la conseguenza verso il popolo siciliano. Il movimento deve partire dalla base, perché nel silenzio assoluto della stampa, non so se è voluto oppure casuale, io credo che deve partire dalla base. La base sono i consigli comunali, sono i cittadini, sono i consiglieri, sono gli assessori, sono i sindaci, debbono mobilitarsi per dire ai signori prefetti: guardate che l'ordine sociale non potrà più essere assicurato perché una norma legislativa di questo tipo determinerebbe il disordine e la disobbedienza civile. Però da parte degli amministratori presenti è arrivata anche una richiesta: voi in Parlamento all'Ars cosa potete fare per questo? A breve presenteremo un manifesto che diventerà una mozione che l'approveremo certamente, perché al di là delle forze politiche credo che nessuno in quel Parlamento potrà dire sì all'autonomia finanziaria delle regioni del nord, ma non basta perché ci vuole una espressione politica forte del territorio che si ribella a un'ipotesi assurda di questo tipo e solo così il governo nazionale potrà fermarsi. L'avvicinarsi della scadenza delle elezioni europee e nel frattempo una ipotesi di ribellione del popolo siciliano credo che possa incutere timore sia al Movimento 5 Stelle e alla Lega, allontanare quindi il provvedimento per una rivisitazione e possibilmente invece per mettere in atto quella che è la legge 42 del 2009 che prevedeva il federalismo fiscale e l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione.